Sapete quanti gol ha segnato nelle coppe europee Francesco Totti? 38. Ma voi sapete a chi e quando l'ex capitano della Roma segnò il primo? Adesso ve lo dico io. Amici, buongiorno, bentornati allo Scrigno del Calcio e alla rubrica Le vecchie avversarie. Ogni settimana analizziamo la storia di una squadra straniera che ha affrontato nelle coppe europee una italiana e vediamo dove è andata a finire. Sembrava un po' Verdone in Perdiamoci di vista. Sai quante lettere ricevo al giorno io? 300. Perché? Perché mi adorano. Fuxas, vabbè. Parliamo dell'Alst, un'altra squadra come l'Arau il cui nome inizia con due A. Alst, città nelle Fiandre orientali, 83.000 abitanti, non ha titoli in Belgio, non ha titoli nazionali, non ha vinto scudetti, non ha vinto coppe, è stato soltanto 2 volte semifinalista della Coppa Nazionale nel 1964 e nel 1997. E in Italia lo ricordiamo perché affrontò la Roma nei 16esimi di Coppa UEFA 95-96 il 17 ottobre 1995. Roma-Alst 4-0, segnano Moriero, Cappioli, Balbo e appunto Francesco Totti, che ai belgi segna il suo primo gol nelle coppe europee nella sua carriera. Al ritorno, il 31 ottobre 1995, tra gli sbadigli generali, finisce 0-0 e la Roma approda agli ottavi di finale. Vi faccio vedere, perché l'ho trovato, quando si tratta di cercare reperti, se li ho ve li porto, proprio il servizio del Guerin Sportivo di quella partita. Eccola qui, Roma-Alst 4-0, eccola qui, vedete il capolavoro di Totti, che all'epoca aveva neanche 20 anni, perché Totti, essendo poi della fine di settembre del 76, aveva 19 anni. Ecco qui c'è anche un po' il tabellino della partita e qui ci sono anche i gol, c'è il gol di Balbo, oddio. Eccolo qui, il servizio di Roma-Alst, primo gol di Totti in Europa. E purtroppo la storia dell'Alst ha avuto un crollo vertiginoso, perché i belgi oggi si trovano, me lo sono dovuto scrivere, in Second Amateur, una sorta di nostra C2. Difficile pure trovare notizie attuali sull'Alst, che insomma altro che vecchie rivali morte e sepolte. È andata così. Le vecchie rivali parla, come vi ho detto all'inizio, di squadre che hanno affrontato una volta o anche più volte in passato squadre italiane nelle coppe europee. Dai, ce la farà a tornare prima o poi in serie più decenti, mi immagino poi gli stadi della C2 belga. Povero Alst, poveri tifosi. Ciao a tutti.